Il tempo di oggi non è il tempo dell'arresto, ma il tempo per prepararsi e ripartire. Lo hanno scritto i ragazzi del carcere minorile di Bicocca a Catania. Questi ragazzi sono caduti nella spirale dei guai e toccato il limite. Diego, Luigi, 21 anni, e Franco, 24, i nomi sono di fantasia, sono in carcere da più tempo. Li incontriamo nei luoghi che ci sono stati concessi, nella sala del teatro, nella biblioteca e in un'aula laboratorio. Gli sguardi diretti negli occhi e la voglia di dimostrare che qualcosa è cambiato. 13 agosto 2019, cosa significa per te? Beh, il giorno in cui mi sono venuti a prendere mi hanno portato in questo luogo, il giorno del mio arresto, e devo dire che quel giorno non ci ho capito tanto. Era prima mattina quando mi è venuto a prendere il maresciallo e non avevo capito. Poi quando sono entrato qui dentro ho realizzato che ero in carcere, non sapevo ancora quanto tempo sarei dovuto stare. E devo dire che oggi, dopo anni di distanza... Quanti anni sono passati? 3 anni e 9 mesi. Quindi un bel periodo. Sì, dopo un bel periodo mi sono reso conto che da un lato mi ha aiutato a entrare qui, perché fuori avrei continuato a fare danni, mentre qui dentro proprio è stato un periodo di pausa in cui ho potuto riflettere e migliorare, soprattutto grazie all'aiuto degli educatori, della psicologa, che ci stanno sempre vicino a tutti noi ragazzi e ci danno sempre tantissime opportunità. Dopo 1 anno e 2 mesi qui, che cosa è cambiato nella tua vita e soprattutto qual è stato il primo impatto con una struttura carceraria? Essendo la prima, carcerazione qui nel carcere minorile, all'inizio era un po' brutto perché anche che siamo anche solo in stanza, mi dovevo ancora inventare, poi mi sono inventato, sto facendo un percorso educativo, sono per messanni anche, una volta al mese vado a casa e niente, tutto faccio delle attività. E qual è stato il tuo percorso? Tu durante il giorno che cosa fai? Durante il giorno, tipo la mattina mi alzo, vado a scuola. Prima di andare a scuola, mi faccio la doccia, le cose, scendo a scuola fino al mezzogiorno e 10, poi rientro per andare a mangiare, mangiamo tutti insieme, poi esco, vado in stanza, mi faccio un'altra doccia e poi alle 2 riesco in socialità. Ecco, qual è il momento che ti piace di più della giornata che trascorri qui? Anche la scuola, che siamo tutti insieme. Il momento di socialità cosa riguarda? Che momento È un insieme di tutti i ragazzi che stiamo insieme. Quindi parlate tra voi, insomma, vi confrontate? Sì, certo, giochiamo. Siamo una famiglia e questa cosa ci aiuta tra di noi. Ecco, a proposito di famiglia, nelle famiglie a volte non si va sempre d'accordo. Con voi come riuscite invece se andate d'accordo o comunque ovviamente si creano delle situazioni anche magari di vicinanza più con uno rispetto a un'altra persona, no? Vabbè, quando ci sono delle piccole dinamiche, anche dei litigi, parliamo da persone tutte, perché nel nostro gruppo siamo un po' tutti maggiorenni, grandi, va? Perciò ci chiariamo delle parole e basta, perché siamo tutti nella stessa barca, si dice, dobbiamo convivere per forza tutti insieme, se litighiamo finisce. La polizia penitenziaria, la presenza, abbiamo visto gli agenti in borghese, e dunque si crea anche una sorta di legame tra appunto quello che rappresenta la legalità, la forza anche coercitiva e quello che invece è l'aspetto, l'adolescente o il giovane che è qui proprio per ricostruire.
Sì, il giovane che cerca anche dei punti di riferimento e li trova nei poliziotti penitenziari che sono vicino ai giovani detenuti un po' in tutte le fasi della loro giornata, noi diciamo H24 e d'altronde anche noi, anche la polizia penitenziaria insieme agli altri operatori si impegna in questa operazione diciamo, di aiuto nella loro crescita personale e di responsabilizzazione, perché poi l'obiettivo finale di tutti è far sì che questi giovani rei, diciamo giovani detenuti, non siano poi i criminali di domani, quindi l'obiettivo è aiutarli a uscire anche dall'ambiente criminale per educarli poi ad essere nella società civile lontano completamente dall'ambiente criminale. Abbia tradito la loro fiducia dopo un paio di mesi, perché è giusto che doveva passare quel tempo, mi hanno dato un'altra opportunità e sono potuto riuscire durante i permessi. Tante le storie, ce n'è una in particolare che le è rimasta più impressa nella sua anche esperienza e soprattutto anche di ragazzi che entrano però poi escono e poi rientrano in carcere, per esempio. Ce ne sono tante esperienze, positive e anche negative per il rientro e per, come dire, una restituzione negativa, no? In termini proprio personali, del ragazzo, parlo proprio del ragazzo. Ce ne sono tante, ci sono anche tanti ragazzi che abbiamo seguito e che anche se sono all'esterno magari poi abbiamo un rimando negativo, no? Purtroppo sappiamo che la loro vita è mutata molto poco. Poi abbiamo anche le esperienze positive invece di ragazzi che ci scrivono o ci chiamano, stanno facendo dei percorsi in comunità, ragazzi con grandissime difficoltà, anche di un disagio psicopatologico legato anche alle loro esperienze di vita, al precoce uso di droghe, che invece oggi ci chiamano e ci ringraziano oppure ci mandano le foto della comunità, delle esperienze che fanno in comunità. Poi abbiamo un ragazzo che per noi rimarrà emblematico, è un ragazzo che adesso è diventato executive chef a Dubai, ma senza andare tanto lontano abbiamo anche ragazzi che incontriamo magari nei locali della nostra città e che hanno il piacere di salutarci, di farci vedere che stanno facendo il pizzaiolo nella tale pizzeria. Dico, purtroppo da contaltare poi fanno i ragazzi invece che appunto fanno ritorno perché non hanno avuto loro la forza di dire no, e forse noi, e quando dico noi dico tutta la cittadinanza, non ha avuto la forza e la possibilità di aiutarlo, perché hanno bisogno veramente di un aiuto concreto, cioè non devono rimanere cittadini di serie B. Questo mi ha fregato. Avere paura di esternare un mio bisogno, una mia necessità o un mio malessere. Si deve parlare, chiedere aiuto alle persone che uno sa di cui si può fidare, che ti possono realmente dare aiuto. Perché se si ha qualcuno di positivo a fianco, che ti sa aiutare e che ti vuole aiutare, uno qui dentro non ci finisce. Molti di noi sono qui dentro perché non sono stati aiutati o perché hanno avuto dei problemi e non ne hanno parlato, hanno cercato delle soluzioni alternative per risolvere quel problema, ma poi uno finisce qui dentro. Magari uno può pensare, vabbè, se sto chiuso per un po' di tempo e poi esco, ma uno qui dentro poi cambia e quando esce vede il mondo tutto in maniera diversa. Io me ne sono reso conto quando andavo a lavorare fuori, cioè prima vedevo il mondo in un determinato modo, sono uscito e tutte quelle che erano le mie certezze, tutto quello che io conoscevo del mondo è totalmente scomparso ed è cambiato tutto. Libero, diciamo, con la mia età che ho, è bello essere fuori, fare determinate cose come fanno tutti gli altri ovviamente. Libero, essendo libero di tutto, che nessuno ti dice niente, nessuno fa niente, cioè ti obbliga a fare qualcosa.
Carcere minorile di Bicocca a Catania, un'organizzazione che prevede che cosa? Ma i ragazzi partecipano delle attività che sono le attività legate, ecco, ai loro bisogni, quindi noi all'interno dell'istituto ospitiamo la scuola pubblica che è gestita dal centro permanente istruzione per adulti, quindi i ragazzi che sono senza licenza media hanno la possibilità di conseguire il titolo e con il titolo di licenza media hanno la possibilità di frequentare il biennio delle scuole superiori e quindi di continuare poi per l'acquisizione del diploma di scuola superiore. Abbiamo diversi ragazzi che sono in questa posizione, quindi li rinforziamo e li aiutiamo in questo senso. Quanti sono attualmente i giovani che sono qui in I carcere? ragazzi oggi sono 22, devo dire che io che sono qui da tantissimi anni posso rappresentare, no? Come veramente sia entrato in vigore la ratio della giustizia minorile e soprattutto del codice di procedura penale minorile che è dell'88, che prevede proprio la custodia cautelare in carcere ma anche l'esecuzione della pena in carcere come estrema ratio per il minore o per il giovane adulto che ha commesso il reato da minorenne. Nei veramente tanti anni di esperienza, lei diceva 30 anni, più di 30 anni, cosa si riconosce? Quale merito si riconosce? Quale cosa positiva si riconosce? Invece quale negativa? Quelle cose che voleva fare ma non ha potuto fare ancora? Ovviamente per poter anche essere più incisiva, no? nella vostra azione. Ma io credo di positivo è quello di aver amato e di amare questo lavoro e quindi soprattutto di volere bene a questi ragazzi, ecco, è quello che tiene sempre vivo, ecco, l'entusiasmo, la fiamma. In ogni caso essere una persona, ecco, d'aiuto e questa esperienza nella loro vita è soltanto un frammento, no? Io l'ho sempre pensata solo come un frammento fra il prima e soprattutto il dopo, quindi ho sempre avuto l'obiettivo, abbiamo avuto, perché chiaramente è un lavoro che si fa insieme, che si fa in equipe, dove ci sono moltissime professionalità, credo che sia l'ambito in cui lavorativo in cui ci sono le professionalità più diverse, no? Tutte insieme e che in qualche maniera sono anche un po' contraddittorie, no? La sicurezza con l'educazione, il sostegno psicologico, la neuropsichiatria, la psichiatria, il cappellano, adesso anche negli ultimi anni il mediatore, cioè tutte figure che insieme devono, ecco, cercare di trovare una soluzione migliorativa. Quindi questo è l'aver affinato sempre di più il metodo di lavoro, cioè se parli 31 anni fa c'erano questi 4 educatori buttati nel carcere minorile con 80 ragazzi dopo 6 mesi di formazione con altri 80 penso poliziotti, cioè questo dove ci siamo quindi veramente dovuti costruire, no? Anche un metodo e un'attrezzatura, ecco, per lavorare. Adesso sicuramente anche per i colleghi che vengono e che verranno trovano, no? Una situazione più pianificata, anche più professionale, no? Più organizzata, ecco, e poi tutta una serie di reti che non c'erano, no? Pensiamo alla collaborazione col Centro Stalli, perché quando hanno iniziato a cominciare i ragazzi stranieri. Adesso è rimasta un'amicizia col Centro Stalli, certo, perché l'istituto ha dimostrato di poter venire incontro alle esigenze dei ragazzi stranieri creandosi un'organizzazione che garantisca ai ragazzi quello che 30 anni fa era necessario che c'erasse Centro Stalli, no? Che cosa non ha funzionato invece? Perché queste sono cose molto positive. Ma secondo lei che cosa? Beh, il fatto che ci sia sempre un carcere minorile significa che c'è sempre devianza minorile, significa che ci sono sempre ragazzi in difficoltà. Secondo me cioè non è tanto il nostro c'è un giudizio sull'IPM, forse la necessità di una maggiore apertura ma di un maggior coinvolgimento per far sì che questi ragazzi uscendo
abbiano lo stesso sostegno, lo stesso appoggio, la stessa empatia che hanno conosciuto all'interno dell'IPM. Forse questo in qualche maniera stiamo cercando di costruirlo, però è ancora fatto di esperienze provvisorie, no? Temporanee. Io vorrei che ci fosse invece un modello proprio operativo costante in cui un ragazzo che è pronto per la fuoriuscita o per fine pena o perché accede a una misura alternativa alla detenzione abbia un sostegno strutturato di accompagnamento educativo all'esterno. Questo ancora non c'è.